Quinta corsa è un doppio chilometro per femmine di 4 anni, sono in 8 al via. 1 dell'Asia Vincenzo Mango, 2 America di Risaia Edoardo Baldi, 3 Adrenaline Go Vincenzo Ferranti, 4 Aria Nuovo P Andrea Farolfi, 5 Aida Capar Manuel Pistole, 6 Achille Jet Vincenzo Piscoglio. In seconda fila 7 Guyan Deliton Marco Stefani, 8 Azzurra Gad Emanuele Migliori. Rinuncia al lancio Achille Jet, partono piano anche, vediamo, Aida Capar, staccano praticamente in 3 con Adelasia, veloce lungo la corda. Vediamo all'esterno il pressing di America di Risaia, poi a largo anche Adrenaline Go. Insiste all'esterno America di Risaia, ma non è ancora passata e dopo 200 metri è la nuova battistrada davanti ad Adelasia. Si dice 3 i primi 200 metri. All'esterno vediamo Adrenaline, poi Area Nuova P è molto indietro, partita piano, è in terza pariglia dietro Aida Capar, terzo lungo la corda Guyan Deliton, intanto 400 metri in 32 appena abbondanti. Seconda curva, in vantaggio America di Risaia, Edoardo Baldi con all'esterno Adrenaline Go, poi Adelasia a precedere Guyan Deliton, di fuori Aida Capar, intanto 600 che vanno via in 48,3, 16,2 la frazione della curva, posizioni ormai assestate con più pariglie. La terza pariglia è presa da Aria Nuova OP, mentre in coda è Achille Jet. Il giro va via in 1,4 appena abbondante, 15,8 la frazione di là, curva con in vantaggio sempre Edoardo Baldi con la figlia di Giuliano Star che precede Adelasio seconda la corda, poi Guyan Deliton chiuso a terza. All'esterno è sempre scoperta Adrenaline Go, intanto va via il primo chilometro in 1,20,4, secondo passaggio davanti alle tribune, sempre alla pariglia formata da America di Risaia e Adrenaline Go, intanto si muove dalle retrovie Aria Nuovo P, lanciata in terza ruota da Andrea Farolfi, 15,2, ora si è aumentato il ritmo, con Aria Nuova OP che va a prendere un po' di fiato dietro a Adrenaline Go, in vantaggio sempre America di Risaia a precedere Adelasia, curva passata in 15,2, retta di là, allunga Edoardo Baldi con America di Risaia, Adelasia si mantiene ancora tonica seconda, cerca un varco disperatamente Guyan Deliton. Achille Jet Intanto c'è l'errore di Adrenaline Go numero 3 all'esterno. Adrenaline Go E Aria Nuova OP squalificato. cerca di riproporsi all'esterno, ora Guyan Deliton alla destra libera, siamo a 250 metri dalla conclusione con America di Risaia sempre in vantaggio. L'errore di Guyan Deliton, ultima curva passata in 15,5, retta d'arrivo. Numero 7 America di Gusani Risaia che cerca di mantenersi in vantaggio, ci prova con lo speed secco dell'Asia, poi ancora Aria Nuovo P e alla fine America di Risaia viene a vincere davanti ad Adelasia al terzo, Aria Nuova P a precedere Azzurra Gad. 30,5 a chiudere, 15 la retta d'arrivo, 1,18,3 la media sul doppio chilometro, America di Risaia, Edoardo Baldi, 5. il training di Pantarotto per il signor la scuderia di Riccardo Pezzatini, la vittoria in corsa di testa, rivediamo la retta d'arrivo della figlia di Giuliano Star e Lepre Petral.